Disegnare il futuro, Forum Innovazione di Italia Economy, giunto alla terza edizione. Siamo ospiti nel meraviglioso headquarter di Molino Rossetto, in quella di Codevigo. Innanzitutto mi fa piacere dare il benvenuto alla padrona di casa, Chiara Rossetto, amministratore delegato di Molino Rossetto. Molto piacere, felice di fare la sua conoscenza e grazie per ospitarci all'interno di questa meravigliosa sede. Una domanda secca, dottoressa. In un Veneto che corre sempre più a larghe falcate verso il 2030, come si tiene vivo il gusto della tradizione senza perdere la fame di futuro, di innovazione? Beh, innanzitutto grazie, è un piacere anche per noi ospitarvi in Molino Rossetto, un'azienda che trae le origini nel 1760, quindi dobbiamo assolutamente parlare di futuro e direi forse 2030 anche poco per noi, perché con 260 anni di storia mi sento forte la responsabilità di traghettare l'azienda alle generazioni future. Di futuro noi parliamo tutti i giorni, è il nostro pane quotidiano. E che cosa facciamo per traghettare l'azienda, la nostra esperienza, il nostro know-how, la nostra storia dalle generazioni future? Sicuramente quello che ci contraddistingue è l'attenzione alla sostenibilità, perché sostenibilità significa anche crescere, significa guardare al futuro, ma poi oltre a questo pensiamo all'innovazione. Perché quello che ha sempre contraddistinto Molino Rossetto è stata la capacità di creare nuovi prodotti, di trasformarli e di guardarli con occhi diversi. Quindi innovazione da un certo punto di vista che comprende analisi del mercato, ascolto del consumatore, ma soprattutto ricerca proprio all'interno del prodotto. Dall'altra parte però non dobbiamo dimenticarci di rafforzare la nostra azienda e quindi di proteggere tutto il nostro know-how. Proteggerlo attraverso nuove organizzazioni sempre più strutturate che ci diano la possibilità di continuare questo nostro percorso verso il futuro. Ma tutto questo non basta, perché poi dobbiamo pensare al dopo di noi. E quindi l'altro progetto che stiamo intraprendendo è quello di trasferire le nostre conoscenze, i nostri valori ai giovani che entrano in azienda, che non sono giovani della famiglia o non sono solo i giovani azionisti, ma sono soprattutto i giovani colleghi, coloro che potranno guidare in futuro dal punto di vista manageriale Molino Rossetto. Grazie mille, dottoressa.